Quello che è stato è, insomma, è sotto gli occhi di tutti, un'annata straordinaria per la squadra, per la società, ritengo anche per la città, per i tifosi. Matera è ritornata alla ribalta nazionale, su questo ci sono ormai pochissimi dubbi, per cui c'è grande soddisfazione da parte mia personale, da parte dei miei giocatori, meglio di così non poteva essere. Scelta azzeccata quella a un certo punto, vista la notevole distanza dalle prime della classe, di puntare alla Coppa Italia per poi avere la fortuna di accedere direttamente alle semifinali playoff. Sì, ad un certo punto sì, anche se ci eravamo avvicinati bene, anche eravamo arrivati a 4 punti dai playoff, però la giornata di sosta che ci aspettava ci ha complicato poi tutti i piani. A quel punto si è deciso di virare per un traguardo che sembrava un po' più alla portata, che ci consentiva anche di entrare di diritto nelle semifinali playoff, poi tutto è venuto di conseguenza. Per un Matera che appunto con la vittoria della Coppa Italia dove ha incontrato una fortissima squadra quale il Voghera, semifinali playoff il Pomezia che ha fatto molti più punti del Matera, poi in finale il Pianura ancora più punti, vuol dire che i punti che ha fatto il Matera in campionato non rispondono al vero. È possibile, è come le gare secche sono un po' differenti rispetto al campionato. La vittoria in Coppa e quella delle finali playoff danno un indicatore differente, cioè che questa squadra poteva giocarsela con tutti e su questo non c'era il minimo dubbio. Poi per varie vicissitudini, per delle traversie temporanee, questa squadra ha attraversato dei momenti difficili che l'avevano un po' slegata dai tifosi e dall'affetto della gente, però sono stati bravi, hanno ricucito in maniera egregia tutto, riappropriandosi della gente, del tifo, anche dei dirigenti che sono entusiasti per quello che questi ragazzi hanno saputo fare, dare, offrire, ripeto, venendo fuori da una situazione che era diventata complicata.